Pronto Marco? Finalmente hai chiamato. Ma perché non mi hai scritto? Come quando? Io ti ho mandato un messaggio e non hai risposto. Perché non c'era il punto interrogativo? Ma perché uno al buongiorno mette il punto interrogativo? Senti Marco, è inutile che fai. Due sono le cose. O non hai risposto perché non te ne frega niente di me, o perché ti è nanata. Dimmi la verità, Marco, dimmela, eh? Dimmela, Marco. No, no, zitto, zitto, non parlare. Non ho voglia di sapere. Senti, ma perché mi hai trattato così male? Come quando? L'altra sera te ne sei andato via così improvvisamente su due piedi. Ah, uno solo perché l'altro è fratturato a causa mia. Che ci posso fare? Io stai facendo una retromarcia, tu mi sono perso sotto la macchina. Non teniva niente da fare, non teniva. Senti Marco, è inutile che fai. Due sono le cose. O te ne si chiude perché ti faceva malopera, o perché ti è nata. Io già lo so. Dimmi la verità, Marco, dimmela. No, no, zitto, zitto, non parlare. No, 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 non lo voglio sapere. No, io non ce la faccio a sopportare un altro abbandono, Marco. Non ce la faccio. A incominciare nata voto tutto da capo, con uno che non conosco, nata voto le stesse domande. Come ti chiami, di che segno sei, ti piace la pizza, ti piace il pesce, hai fatto sierologico, hai fatto molecolare, non ce la faccio. E poi non me lo merito proprio, Marco, perché io ho dato sempre tanto e tu lo sai che ho dato tanto in questo rapporto, tantissimo. A proposito di dare, Marco, quei 4.000 euro che ti ho prestato, era un prestito, sì, perché ho detto regalo. Ma quando mai mi servono? Ma già catto fular. Ma io non lo so, ma come hai fatto a dimenticarmi così in fretta? Io che non mi spiega. Due sono le cose. Se mi hai dimenticato così in fretta, o perché ti stai in sala nen, o perché ti è nanata. Dimmi la verità, Marco, dimmela. No, 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 zitto, 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 non parlare. Non ho voglia di sapere. Aspetta, ma tu veramente non stai parlando? Marco, ma loro veramente ti è nanata? Ah, stai ammettendo? Ti è nanata? E quando mo dice? Un'altra. Ecco perché eri così sicuro di te di lasciarmi, eh? È lei che ti dà la forza. Quanti anni ha? Come si chiama? È bionda, bruna, rossa, paonazza con me. Annabella? Bionda, occhi azzurri, 1,80 m, quarta di Reggiseno. Che schifo! E ero le trovata a sto cesso. E quanti anni ha? Come? 20 anni. Oh mamma mia, ho capito bene, la metà di 40. 20 anni. Marco, ma che cosa hai da dirti con una di 20 anni? Ah, non parlate. Ma che cosa ti può dare una di 20 anni? Ah, lo sai tu quello che ti dà? E 4.000 euro mi no però, eh? Ma secondo te Marco che sta a 20 anni, no? Perché esci con te che ne tieni 55, tieni la panza, tieni la prostata e tieni la sella? Perché? Due sono le cose, tu di chi? O esci con te perché c'era dei 4.000 euro mia, o perché pure essa te n'è nata. Ma io non lo so, ma veramente, ma come te viene? Noi abbiamo 3 figli. Come due? E chi là di chi è? Ti sei scordata a Ciri, il più grande. Cir, va in quarta elementare da nonno Van. Alla Giuseppe Garibaldi, sì, bravo, ti sei ricordata anche la scuola, amore, ma come hai fatto? Ah, perché c'è stava la maestra che assomigliava a Belen. Ma io non lo so, ma io in cosa ho sbagliato, me lo devi dire? Troppo presa da me stessa? Troppo chioccia? Troppo mamma? Sempre già batte. Ti ho fatto io piano piano allontanare e desiderare un'altra donna. Troppo ingrassata, troppo flaccida, troppo vistosa. Mamma, stai facendo troppo una chiave. E poi ti trascuravo? Ah, non ti portavo più il caffè a letto. Ma tu andavi a letto con un'altra. Che facevo? Portava a tutte e due. Senti Marco, un'altra cosa che ti infastidiva è che io a letto fingevo, simulavo, ma io non lo facevo per cattiveria. Io pensavo che fingevi anche tu.
Ma perché era sesso vero quello che facevi? Io pensavo che era uno scherzo. Senti Marco, mi devi fare una cortesia, per favore? L'ultima cortesia. Puoi evitare di andare con Annabella nel nostro ristorante preferito? Solo se puoi, è una cosa mia. Mi dà fastidio che il cameriere pensa che tengo i corn. Lo so che tengo veramente, ma mi dà fastidio che il cameriere non capisce. Almeno puoi aspettare che vado prima io con un altro, a così pensi che corne tieni tu. Grazie amore, come sei buono. Mi stai abbandonando benissimo, guarda. Veramente sei il migliore abbandonatore del mondo. Senti, e dove vi trasferite, Marco? In Nuova Zelanda, così lontana. E per i bambini come facciamo? Ah, fine settimana alternati. Te porti sotto al portone? No, te l'ha già portata in Nuova Zelanda ogni mese. Va bene. Senti Marco, e l'assegno di mantenimento? Sì, sì, 1.000 euro vanno bene. Sì, sì, Liban. Te lo mando? Ah no, ma mando tu a me. Ah, perché sono troppi spesi in Nuova Zelanda, hai ragione, No, non ti preoccupare, non sono dispiaciuta, Marco. Non ti preoccupare, lo so. Sì, un uomo deve amare la sua donna con la parte di sopra e quella di sotto. E tu non mi amavi più né con l'una né con l'altra. Però con quella di lato sì, perché ti giravi di lato e dormivi. E poi oggi tu sempre un problema, che tu tieni un particolare, a te la parte sotto e che e sopra sono tale e quale. Mi confondevo. Senti Marco, va bene, ti saluto amore. La telefonata è a carico mio e la fattura intestata a te, certo Marco, amore indimenticabile. Ti posso fare l'ultima domanda, Marco? Ma che cos'ha lei più di me? Che cos'ha? Zitto, non dirmelo, lo so. 4.000 euro.